Grande emozione, siamo tutti molto felici, 1200 la partenza, il tempo tiene, per cui auguro a tutti gran divertimento. La bicicletta si estende a non essere più solo sport, ma uno stile di vita che ti porta appunto con tranquillità, senza troppa competizione, senza troppo stress, a scoprire angoli di un territorio che difficilmente uno da solo potrebbe trovare. Pertanto bene, ben venga, credo che la formula è quella giusta. Com'è pedalare in queste zone? Io le conoscevo già, ci ho già pedalato, ma troppo di fretta quando ero professionista, pertanto rifarle con questo spirito, con questa andatura, con questa velocità un po' più slow è bello perché c'è il tempo di fermarsi, di fare una foto, di guardare il panorama e di apprezzare. Come avete visto oggi era una grande festa, una festa di turismo, una festa di ciclismo, questo è quello che vogliamo, un ciclismo che porta un turismo lento, un turismo che è molto attento alle nostre colline, molto attento a tutto e oggi ci siamo proprio divertiti, è veramente stata una grandissima festa, una grandissima esperienza che verrà ripetuta in futuro. Ecco, lei ha partecipato a questa corsa, ha potuto sentire qualche opinione di qualche altro corridore? Sentivo i commenti entusiasti anche degli stranieri, era incredibile quando ci fermavamo a Collagù o al Molinetto della Croda, questi stranieri che facevano migliaia di foto, bellissimo, veramente è stata una giornata incredibile. Allora ho letto sui giornali ieri che hanno inaugurato la porta del patrimonio dell'UNESCO in un paese qua vicino. Io non so nell'ambito di questo territorio dell'UNESCO quanti portoni, porte, soffitte ci sono, stanze. Certamente su Segana, soprattutto da Borgo Luce, si capisce che è una stanza di assoluto rilievo, è il salotto buono del patrimonio dell'UNESCO. E diciamo che plaudo l'iniziativa di Borgo Luce, del dottor Giustiniani in particolare, perché è una delle poche manifestazioni che fanno rete e una delle poche manifestazioni che proprio inneggiano a questo nostro territorio meraviglioso. Ma sono molto contenta e orgogliosa che vengano organizzati questi eventi, specialmente qui a Susegana, nelle colline del Prosecco. Credo sia molto importante far conoscere il nostro territorio tramite la bicicletta. Penso non ci sia mezzo migliore per scoprirlo, per visitare questi posti e proprio per divertirsi, godendosi il territorio, mangiando del buon cibo e anche, perché no, bevendo del buon Prosecco.